Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Agrigento a secco, cittadini in coda alla fontana di Bonamorone per fare riserva d'acqua potabile, ma tutto il territorio è già in crisi idrica. La regione siciliana chiede a Roma di inviare navi cisterna militari e dissalatori da campo. Dopo la sparatoria subita dai libici, multa e fermo per la Mare Ionio a Pozzallo. L'accusa aver istigato alla fuga i migranti sottraendoli al controllo di Bengasi. Protesta della ONG, quasi 1200 i rifugiati a Lampedusa. Weekend di passione per gli automobilisti siciliani, tanti i cantieri aperti in autostrada, disagi sulla Catania-Messina e sulla Messina-Palermo. A Catania il processo contro Martina Patti, accusata di aver ucciso la figlia di 4 anni, secondo l'accusa accecata dalla gelosia nei confronti del compagno. Ai cantieri culturali della Zisa di Palermo la Sicilia abbraccia il Giappone, un evento omaggio con numerosissime iniziative ed esperienze, dalla disposizione dei fiori nell'ikebana alla vestizione con il kimono. Pippo Pattavina, di scena all'ABC di Catania, racconta al TG Sicilia il suo Pensaci Giacomino, una commedia di Pirandello contro il perbenismo. Calcio, fra poco in campo il Palermo in Serie B, nuova veste tattica per il rosanero che, affidati a Mignani, vogliono risollevarsi contro la Sampdoria. In Serie C sfide determinanti in chiave salvezza per Catania e Messina. Zeoli conferma la difesa a 3 anche domani a Francavilla, Modica cerca il riscatto con il Monterosi. Bentrovati, Agrigento a secco, tanti cittadini costretti in coda alla fontana di Bonamorone per fare un po' di riserva d'acqua potabile. Davide Sardo. Da settimana che non arriva l'acqua e di conseguenza uno si procura qua di venire a riempire l'acqua qua a Bonamorone finché corre il rubinetto, dopo di ciò non lo sappiamo come va a finire. Si aggrava l'emergenza idrica ad Agrigento e le prospettive volgono al peggio in prossimità della stagione estiva e della perdurante siccità. La distribuzione è stata ridotta drasticamente, un turno a settimana e per poche ore. Impazzano le autobotti private con prezzi schizzati alle stelle. Tanti cittadini sono costretti in coda innanzi alla storica fontana di Bonamorone, bidoni e bottiglie. Anche lei è costretto a riempire i bidoni? Purtroppo sì, per le necessità di cucinare, perché l'acqua che arriva nelle tane nelle case, nelle abitazioni purtroppo è quella che è. Non è più come prima che davano martedì, giovedì e sabato, ora la danno 2 volte alla settimana, 1 volta alla settimana e io la vengo a riempire qua da 40 e rotti anni, perché questa è l'unica fontana rimasta di Agrigento, una cosa vergognosa, mentre una volta, 50 anni fa mi ricordo, ce n'erano almeno 7-8, perché qua sotto è tutto acqua. Lei ha appena riempito l'acqua alla fontana di Bonamorone, perché? Per cucinare, per bere. La crisi idrica c'è stata sempre ad Agrigento purtroppo e quindi siamo costretti o a comprarla l'acqua o a pagarla troppo cara. Però purtroppo la situazione è questa e ci dobbiamo adattare, con difficoltà comunque. Ma adesso la crisi idrica coinvolge tutti i territori siciliani e le città, non solo Agrigento. La regione a Palermo si prepara al peggio e chiede a Roma di inviare navi cisterna militari e dissalatori da campo. Manlio Viola. Un vademecum su come risparmiare acqua in vista di un'estate che si preannuncia difficile, ma anche una serie di interventi in emergenza che vanno dalla richiesta dell'uso dei dissalatori portatili fino all'impiego delle navi cisterna delle forze armate, dagli strumenti messi in campo dal genio civile e quello militare. Mentre le aziende acquedotto diminuiscono la pressione della rete di distribuzione idrica per risparmiare acqua fin da ora, il governo regionale prepara le contromisure in vista dell'estate. Nella richiesta di emergenza e di riconoscimento
riconoscimento dello stato di calamità naturale, la Regione chiede anche l'invio delle forze armate per poter usare distrallatori da campo del Genio Militare e navi cisterna della Marina per i rifornimenti. Ma lo stato di calamità naturale viene contestato da un esperto, l'ingegner Giuseppe Rico Bene, che ha lavorato presso Girgenti Acque, sostiene che la siccità non può essere ricondotta soltanto ai cambiamenti climatici, ma dipende soprattutto da anni di errori gestionali. Ma i dati del servizio meteorologico parlano invece di un mese di marzo fra i più caldi e asciutti degli ultimi 30 anni. Nel frattempo si chiede ai cittadini di iniziare a risparmiare il prezioso liquido usando la doccia invece della vasca da bagno, usando lavatrici e lavastoviglie soltanto a pieno carico, controllando l'efficienza degli impianti idrici per evitare perdite. Con un'ordinanza poi si obbligano gli enti pubblici a non usare acqua potabile nelle fontane ornamentali e nelle piscine e si invita anche i privati a fare altrettanto. Elezioni europee, campagna elettorale in vista del voto del 9 giugno, se ne parlerà nella nuova puntata del Punto, condotto da Luca Ciliberti, oggi alle 14.30 su Telecolor e in replica alle 21.30 su Antenna Sicilia. Fra gli ospiti l'eurodeputato uscente Raffaele Stancanelli e il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo. Il programma sarà trasmesso anche in streaming sulla Sicilia Web e su YouTube attraverso il canale Sicilia Play. Si complica la situazione della nave Mare Ionio. Le autorità hanno notificato al comandante e all'armatore una multa che potrebbe arrivare fino a 10.000 euro, obbligando l'imbarcazione al fermo amministrativo. Gli operatori della ONG sono accusati di avere istigato alla fuga i migranti per sottrarli alla guardia libica. 2 giorni fa, ricorderete, la Marina di Bengasi aveva sparato contro Mare Ionio mentre operava questo salvataggio in acque libiche, tirando fuori 58 persone, alcune dalle acque. Successivamente però le è stato assegnato il porto sicuro di Pozzallo e stamane è arrivato il provvedimento di fermo, misure duramente contestate da Luca Casarini, che è il capo della missione dell'ONG Mediterranea, che parla di rappresaglia del governo Meloni. Intanto sono ormai quasi 1.200, dopo i 3 sbarchi della notte, i migranti radunati nell'hotspot di Lampedusa. È cominciato un weekend di passione per gli automobilisti siciliani. Sono tanti i cantieri aperti in autostrada, ci sono disagi sulla Catania-Messina e sulla Messina-Palermo. Francesco Triolo. Il primo weekend difficile della primavera per molti automobilisti siciliani, perché archiviata la Pasqua sulle autostrade inizierà un periodo intenso di particolare disagio. Sono scattati i lavori per la manutenzione straordinaria delle gallerie di Tormine e Giardini, con la chiusura al traffico veicolare della carreggiata di Monte in direzione Catania e l'istituzione del doppio senso di circolazione in quella di Valle in direzione Messina. Una decisione, quella del Consorzio Autostrade, che era stata programmata inizialmente sino al 1 giugno, ma che ha sollevato non poche polemiche, soprattutto tra gli amministratori della Riviera Ionica. Il Consorzio Autostrade Siciliane allora ha deciso di sospendere i lavori il 23 aprile a ridosso del Ponte della Liberazione del 1 maggio e poi riprenderli a conclusione della stagione estiva. Questo per non appesantire il traffico in uno dei periodi con il più alto tasso di percorrenza. Dal 24 aprile quindi sarà nuovamente possibile utilizzare la rampa di accesso dello svincolo di Taormina per prendere l'autostrada in direzione Catania. Intanto però da lunedì e proprio sino al 23 aprile avverrà la parzializzazione della carreggiata in diversi punti delle tratte autostradali, sia della Messina-Catania che della Messina-Palermo, per permettere la prosecuzione dei lavori di implementazione dei dispositivi informativi alle barriere nei caselli della A20 e della A18. Inoltre partiranno i lavori per la pose e l'installazione di nuovi pali e corpi illuminanti per lo svincolo di Rometta. Da lunedì a martedì, dalle 9 alle 17, verrà chiuso lo svincolo di Rometta in uscita per i veicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia. Dal 10 all'11 aprile lo svincolo di Rometta sarà chiuso in entrata. Catania, processo contro Martina Patti, la 24enne di Mascalucia, che è accusata di aver ucciso la figlia Elena di 4 anni. Sfilano i testi della difesa, fra loro un avvocato che conferma il rapporto burrascoso fra Martina e l'ex compagno. Litigavano, ha detto, pure per il riconoscimento della bambina. Emanuela Corsi.
Un litigio anche per il riconoscimento di Elena nel giorno della sua nascita. Nel processo contro Martina Patti, la 24enne di Mascalucia, che ha confessato l'omicidio della figlia di 4 anni e la volta di 4 testi della difesa. Tra loro l'avvocato Paola Lacarruba, che in aula ha riferito, come riporta oggi il quotidiano La Sicilia, di aver conosciuto Martina poco prima della nascita di Elena per una presunta aggressione subita. Lacarruba inoltre ha raccontato di essere stata contattata dalla nonna materna il giorno della nascita della bambina, chiedendo se la figlia poteva rifiutare di dare il cognome del padre. Anche in quell'occasione pare che i due avessero litigato. Un rapporto burrascoso, quello con Alessandro Del Pozzo, confermato in aula anche da 2 amiche dell'imputata. Il pediatra della bambina, Antonino Marano, ha aggiunto che alle visite mediche era soprattutto la madre ad accompagnarla. Il 29 aprile verranno ascoltati gli altri testi della difesa della 24enne. La procura le contesta i reati di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. La tragica vicenda inizia il 13 giugno 2022. Martina Patti denuncia ai carabinieri che la figlia è stata sequestrata da 3 persone armate mentre era in auto con lei, accusando la condotta dell'ex compagno con precedenti per spaccio. Gli investigatori da subito escludono che il sequestro sia opera della criminalità organizzata. Il giorno successivo è la stessa Martina a cambiare versione e condurre gli inquirenti nel campo dove è sepolta la piccola Elena, uccisa con un'arma da taglio. Il cadavere, chiuso dentro 5 sacchi neri, era stato coperto con cenere vulcanica e ciottoli. Dietro il tragico gesto ci sarebbe proprio il fallimento del rapporto con Del Pozzo, che nel frattempo aveva iniziato una nuova relazione, e le difficoltà di rifarsi una vita sentimentale con una bambina piccola. Restiamo a Catania. Arrestato il rapinatore che a bordo del suo scooter, nel tentativo di strappare una borsa a una donna, l'ha fatta cadere mandandola in ospedale. Vediamo le immagini di questa drammatica aggressione con Giusy Lazzara. Siamo a Catania, in via Pacini, lo vedete in queste immagini della polizia. Una donna, in compagnia del compagno e di una coppia di amici, è stata accostata da un uomo a bordo di uno scooter e scaraventata a terra nel tentativo di strapparle la borsa a tracolla. Le telecamere della videosorveglianza lo hanno immortalato, l'uomo è finito in carcere. I poliziotti lo hanno arrestato per tentata rapina e lesioni aggravate, avvenuta il pomeriggio del 17 febbraio. Per la violenza subita la vittima è stata trasportata con l'ambulanza in ospedale, dal quale è stata dimessa il giorno successivo con una prognosi di 30 giorni. Le indagini della polizia hanno permesso di individuare anche il mezzo utilizzato per compiere il reato, poi ritrovato vicino all'appartamento del rapinatore che aveva scippato la donna. A Siracusa, in via Malta, da qualche giorno ci sono le telecamere contro chi passa per la corsia preferenziale senza l'autorizzazione. Sono già più di 100 le multe in pochi giorni e il pugno duro della Polizia Municipale continua. Francesco Aloi. Le telecamere contro i furbetti della preferenziale. Siamo in via Malta a Siracusa. Questa è la strada che porta ad Ortigia. Nelle ore di punta c'è molto traffico, così per evitare le code c'è chi passa da qui. In pochissimi giorni più di 120 multe. Transitando su questa corsia riservata a bus, taxi e mezzi autorizzati, viene multato anche chi non è in regola con assicurazione o revisione. Tra i sanzionati 1 su 3 non lo era. Ma le multe che si potrebbero fare sono centinaia e centinaia. Nei primi giorni dall'entrata in funzione dei controlli, la municipale è stata clemente, ma ora arriva il pugno duro. Se andate a Ortigia, quindi attenzione, rispettate le regole perché la multa è dietro l'angolo e non solo per questo. Capito? Adesso in Giappone, con la 9ª edizione della Kermesse, la Sicilia abbraccia il Giappone, appunto, in scena a Palermo. È un'immersione nella cultura orientale, un viaggio fra tradizione e modernità. Marco Gullà. Sicilia e Giappone mai così vicine grazie alla 9ª edizione di una mostra interamente dal sapore orientale. Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. In questi giorni va in scena La Sicilia abbraccia il Giappone, un'immersione nella cultura giapponese, un viaggio tra tradizione e modernità. Un programma ricco di emozioni, dimostrazioni di ken, spada in armatura samurai, vestizione del kimono, cerimonia del tè e poi rappresentazioni di aikido. Abbiamo riprodotto parte di quella che è la tradizione giapponese
in un'arte marziale chiamata Aikido. Nello specifico abbiamo fatto alcuni movimenti, tecniche e anche riprodotto qualcosa di tradizionale che riguarda l'Aikido, cioè l'uso del bastone tradizionale giapponese, da non confondere con quello da karate che è leggermente più lungo, applicato all'Aikido che invece riproporremo domani in forma tradizionale a mani nude. In Sicilia tantissimi sono gli appassionati dell'Aikido. In Sicilia, tra le varie scuole appartenenti a varie federazioni, associazioni culturali e quant'altro, sfioriamo oltre i 500.000. Da palermitano, per quanto possa sembrare assurdo, l'Oriente mi ha sempre affascinato tanto e le tradizioni millenarie del Giappone sono bellissime, quindi per me praticare Aikido è stare a contatto con la cultura giapponese ed è un'esperienza incredibile. Tutto questo ai cantieri culturali della Zisa di Palermo. Andiamo a Catania, dove abbiamo incontrato Pippo Pattavina fino al 14 aprile all'ABC con la commedia Pensaci Giacomino di Pirandello. Per l'attore catanese che in scena è Agostino Toti, il suo è un personaggio contro il perbenismo. Giusy Lazzara. C'è tutto Pirandello nella pièce teatrale Pensaci Giacomino. L'amore, la voglia di sfidare le convenzioni dei ben pensanti e la follia che vuol dire estro. Tutto questo racconta lo spettacolo per la regia di Guglielmo Ferro con protagonista l'attore catanese Pippo Pattavina, per la prima volta nei panni di Agostino Toti, un anziano professore. Lui è contro la società perbenista. Lui prende all'inizio il disegno che concepisce è quello di voler prendere moglie giovane per fregare il governo praticamente, per costringere il governo a pagare la pensione non solo a lui ma anche alla moglie per altri 50 anni dopo la sua morte, a vita praticamente. Questa è la sua forma di vendetta. Poi infatti sposa questa ragazzina che è rimasta incinta da questo Giacomino, ma la sposa non per pietà, la sposa per amore paterno, per tante cose. Si va oltre la storia. Alla fine l'amore trionfa e tutti sono felici e contenti. Ecco, da questo punto di vista è uno spettacolo molto bello e io non vedo l'ora tutte le sere di andarmene al teatro, uscire di casa per andare a indossare i costumi del professor Agostino Toti, che mi diverte da morire. Lo spettacolo al Teatro ABC di Catania sarà in scena fino al 14 di aprile. Evviva, adesso facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con il Palermo in campo nel pomeriggio e le sfide di Catania e Messina domani. State con noi. Riprendiamo il TG con il calcio. Palermo in campo nel pomeriggio al Barbera contro la Sampdoria. Esordio per il neotecnico rosanero Michele Mignani, che in conferenza stampa ha detto: questo è un gruppo sano e sono certo che faremo bene. Marco Gollà. Non è certamente il cliente migliore per l'esordio, ma il nuovo Palermo di Michele Mignani dovrà fare il risultato per lasciarsi alle spalle una sequela di score negativi culminati con l'esonero di Corini. Al Barbera alle 16:15 ci sarà la Sampdoria da affrontare, blucerchiati in grande forma e che arrivano da 4 successi consecutivi. Una partita delicata e al contempo difficile per il Palermo, che oggi indosserà un nuovo abito. Mignani si affiderà al 4-3-1-2 con il trequartista, verosimilmente di Francesco, alle spalle delle due punte, Brunori e Mancuso. Ma questo è un gruppo sano, un gruppo che ha fatto punti e ha sbagliato qualche partita, ma quando tu partecipi ad un campionato dove c'è tanto equilibrio può succedere che tu batta qualche colpo d'arresto. Io non lo vedo un gruppo sano, lo vedo un gruppo che ha voglia di cercare di venire fuori da questa piccola crisi e si sono messi a disposizione, come ho detto prima. Poi sotto l'aspetto tattico mi piacerebbe avere, come tutti gli allenatori al mondo, tutto il gruppo a disposizione. Per questa partita qualche defezione c'è, quindi io ho cercato, come dicevo prima, di toccare 2 o 3 cose, cercare di mettere i giocatori secondo quelle che sono i miei pensieri nelle condizioni migliori per affrontare la partita di domani. In difesa torna Lucioni, sulle corsie esterne conferme per Diachite e Lund. Al Barbera oltre 20.000 spettatori, 1.000 arriveranno da Genova. Samp con l'ex Verre e De Luca in avanti.
Il Catania cerca conferme dopo il successo in Coppa Italia. Domani impegno cruciale in casa della Virtus Francavilla. Zeoli ripropone la difesa a 3. Marco Carli. Siamo consapevoli che domenica è una partita che ci deve dare delle certezze. Ecco a cosa può servire la Coppa Italia. Oltre ad aver messo un trofeo importante in bacheca, i rossazzurri cercano conferme. Tradotto, lo stesso spirito che li ha spinti col Padova nel ritorno della finale. In campionato, soprattutto nel girone di ritorno, e in trasferta non è successo mai. Come nella partita di Torre del Greco, gara che l'allenatore del Catania accosta a quella di Francavilla. Ma contro i pugliesi chiede ovviamente un approccio diverso, anche perché la Virtus sull'angusto campo di casa ha da sempre conquistato la maggior parte dei punti. Una squadra che ha fatto in casa un ruolino di marcia importante nelle ultime 6 partite, non ha subito gol, ha fatto 12 punti. Viene da una sconfitta in un derby, però è una squadra che è un po' in casa fa un tipo di partita e fuori casa forse ha avuto qualche problemino. In porta andrà Albertoni, vista la squalifica di Furlan. In attacco Costantino, dato le condizioni di Cianci, non al meglio dopo il pestone subito da Dellicarri nel corso della finale. Monaco invece è recuperato. A centrocampo torna a disposizione Welbeck, che rende Quaini pronto sia per la mediana che per il reparto arretrato, con la conferma dello schieramento a 3. Virtus Francavilla Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live che cominceranno mezz'ora prima del calcio d'inizio, collegamenti, contributi da studio, interazione con il pubblico da casa e alla fine le interviste ai protagonisti. Domani pomeriggio scontro salvezza per il Messina, che ospita al Franco Scoglio il Monterosi, penultimo in classifica. Giallorossi in cerca di riscatto dopo le sconfitte contro Foggia e Juve Stabia. Sergio Colosi. Monterosi, crocevia del Messina. All'andata inaugurò la rinascita della squadra di Modica. A ritorno potrebbe valere la salvezza virtuale. Certamente quella di domani al Francoscoglio, con inizio alle ore 14, è una partita significativa, la prima di 4 spareggi per rimanere in Serie C senza passare dai play-out. Il Messina ci arriva in un momento delicato, perché non vince da poco più di un mese, 1-3 a Brindisi il 2 marzo scorso, e ha ottenuto soltanto 2 pareggi nelle ultime 5 giornate. Si aggiungono anche uno stato di forma non brillante e alcune assenze pesanti, gli squalificati Emmausso e Polito, i problemi fisici di Lia e Ortisi, out il primo, in ripresa il secondo. A guardare la classifica, 28 punti laziali, 41 i giallorossi, sembra strano, ma oggi sta meglio il Monterosi, che ne ha conquistati 12 in 8 giornate e nell'ultimo turno ha fermato il Benevento. Tiferanno Messina anche le altre formazioni coinvolte nella bassa classifica, perché in caso di sconfitta il Monterosi si staccherebbe ancora di più e con 9 punti di ritardo penultima e terzultima retrocedono direttamente. Un motivo in più per chiudere il capitolo salvezza ed evitare il finale di stagione già vissuto negli ultimi 2 anni. State a sentire, a Partinico un uomo che ha chiamato i pompieri perché la sua macchina si era incendiata si è scagliato contro i vigili del fuoco, a suo avviso arrivati tardi, tanto che la macchina è andata distrutta. Eppure l'autobotte per spegnere le fiamme è arrivata in 5 minuti, 5, troppi per il proprietario della macchina, per il quale tra l'altro si è trattato di un incendio doloso, insomma. Ma doloso o casuale la sostanza non cambia, ormai ce la prendiamo con veemenza, a volte con violenza fisica, con chi presta i suoi servizi per il nostro benessere. Medici e infermieri del pronto soccorso che non ci lasciano entrare dove non possiamo entrare, l'ultima occasione nelle ultime ore, recentissima a Castelvetrano. Insegnanti che fanno la nota o danno un giudizio negativo sul compito del nostro figlio, ora pure l'autobotte dei vigili del fuoco che non vola in un istante a salvarci l'auto, per non parlare poi delle liti fra gli automobilisti. È un'intolleranza astiosa che si diffonde a macchia d'olio, è il segno del degrado della nostra cosiddetta convivenza civile, che ormai ha preso questa china, diciamolo pure, inquietante, mentre poi restiamo passivi, inermi, non diciamo niente di fronte ai problemi seri, dalle truffe per intascarsi i soldi del PNRR ai raggiri per il reddito di cittadinanza e così via. Al massimo pensiamo di fare gli spetti non andando a votare. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.